Pensiero, subito, arriva la palla, ancora prima che mi arriva devo sapere già cosa deve fare. C'è la telecamera. Forza! Forza! La carica da entrambe le parti per Academy Panormus e Renzo Lo Piccolo Terrasini, le due squadre che si affronteranno adesso per la terza giornata del campionato regionale Under 17 siciliano. Siamo nel girone A. Ciao da Salvo Geracci, siamo al Villa Sant'Alfonso di Palermo, al ridenominato centro sportivo Panormus. Un match tutto da seguire tra queste due squadre che ha inizio praticamente adesso, con qualche minuto di ritardo. Academy Panormus in tenuta bianca, Renzo Lo Piccolo Terrasini che risponde in tenuta nera. Tutti comodi, 90 minuti per la conquista dei 3 punti. Academy Panormus che si presenta con Ferrante in porta, poi Bucca, Cardullo, Renda, Caminita, Ganci, Incardona, Lombardo, Siragusa, Rivela e Visconti. In panchina assieme all'allenatore Lorenzo Muzio c'è Fiume per la porta, a disposizione poi Troia, Locacciato, Marano, Briguia, Catalano, Caltanissetta, La Rosa e Quattrocchi. Risponde la Renzo Lo Piccolo Terrasini con Cracchiolo in porta, poi Giuliano, Luca, Donato, Palazzolo, Pipitone, Sgroi, Provenzano, Camarata, Mazzola e Giugno. In panchina assieme all'allenatore Mauro Di Maggio ci sono a disposizione Viviano per la porta, poi Nobile, Di Liberto, Mistrecchia, Cataldo, Biundo e Rappa. L'arbitro della partita è Cristian Imparato della sezione di Palermo. Due tempi da 45 minuti ciascuno. Con questo calcio di punizione guadagnato dall'Academy Panormus, una delle diverse squadre che dopo le prime 2 giornate ha trionfato sempre, quindi si trova in testa alla classifica in coabitazione con altre formazioni, 6 punti, date appunto le 2 vittorie su 2, così come
il Fada di Palermo, l'Aurora Mazzara e la TF di Palermo. Renzolo Piccolo un po' più indietro, una vittoria e un pareggio, 4 punti dunque, nessuno. Così ha fatto come la formazione di Di Maggio. C'è chi ha pareggiato, c'è chi ha sempre perso e poi appunto come l'Academy Panormus ha sempre vinto. Buona, buona, buona. Fase di studio Braccia larghe, vicino. tra queste due squadre con questa rimessa laterale, battuta lunga, il passaggio in verticale, il retropassaggio di Mazzola verso il proprio portiere Cracchiolo. Altro lancio lungo sempre verso l'Academy Panormus, qui l'intervento falloso su Cracchiolo. C'è il calcio di punizione di questa terza giornata di questo girone A del campionato Under 17 regionale siciliano. Si stanno giocando anche altre partite, per esempio proprio sul canale YouTube di Sportisili TV c'è la sfida tra Fada e Accademia Trapani. Il resto del programma vede Aurora Mazzara TF e Belice Partanna terzo tempo. Queste le partite in programma alle ore 15. Più tardi alle ore 18 la sfida tra Don Bosco Partenico e il Gonzaga di Palermo. Domani si chiude il quadro con Academy Palermo e Ciaculli, altra squadra di Palermo. In generale abbastanza folto il programma di calcio giovanile su Sportisili. È abbastanza male si sono fatti, basta che fischi per finire. Tanto intervento doloroso su Luigi Sgroi. Tutto ristabilito per il numero 7 in maglia nera della Renzolo Piccolo. Programma di calcio giovanile qui su Sportisili che si è aperto alle ore 14:30. Under 15 Elite con Athletic Palermo TF. Ovviamente la sfida, questa qui tra Academy Panormus e Renzolo Piccolo Terrasini, come vi dicevamo, fa l'Accademia Trapani dello stesso gruppo. Più tardi alle ore 16 Athletic Palermo Cus Palermo Under 17 Elite. Qui la smanacciata di Cracchiolo per finire alle ore 17 Under 15 Elite. Altro derby palermitano tra Academy Panormus e Academy Palermo. Tra l'altro sempre qui in diretta da Villa Sant'Alfonso. Rimessa laterale per l'Academy Panormus. Altra presa leggera da parte di Cracchiolo, che ha sofferto un attimo l'occasione del calcio d'angolo di poco fa, smanacciando il pallone che è arrivato dalla bandierina alla sua destra. Campo di Villa Sant'Alfonso qui a Palermo non teoricamente regolamentare, un po' più piccolo rispetto agli standard. Tanto Academy Panormus prova ad infilarsi con Siragusa nel lancio lungo per la Renzolo Piccolo per far ripartire la propria di azione.
e pallone giocato in mezzo al campo. Questo qui è un po' un campo di calcio a 9, se vogliamo. Conclusione da fuori provata da Visconti, il capitano dell'Academy Panormus. Pallone che termina di molto sul fondo, raccolto poco fa da Cracchiolo. Se va lungo scendo giù, Marco, lì giù. Visco Motti la seconda. Tante indicazioni dalla panchina per quanto riguarda l'Academy Panormus, con l'allenatore Lorenzo Muzio. Stessa cosa dall'altro lato, con Mauro Di Maggio guidare la sua Renzo Lo Piccolo Terrasini, società che punta molto sul proprio settore giovanile, tant'è che per quanto riguarda la prima squadra ci sono sempre tanti debutti tra i grandi Uno che entra. quest'anno. Renzo Lo Piccolo fa la prima categoria, l'anno scorso faceva la promozione. Pronto ad entrare lui? Sempre età media abbastanza bassa. Calcio di punizione proprio per gli ospiti. Sul punto di battuta c'è Nicolas Giugno che calcia verso la porta, di testa va a rispondere Rivela, che è ben piazzato. Insiste la Renzo Lo Piccolo, ultimo pallone calciato stavolta da Luca. Dai, andiamo lì, andiamo! Allora Ferrante fa ripartire i suoi. Academy Panormus invece che non ha una prima squadra, anzi questa qui si può definire una società satellite della Panormus, quindi senza la dicitura Academy. Questo per permettere a tanti ragazzi di avere spazio e di disputare i campionati giovanili per la propria crescita. Panormus che anni fa aveva una prima squadra, addirittura ha avuto trascorsi anche in Serie D. Anche la conclusione dal limite di Sgroi, deviazione in angolo per Ferrante, prima occasione vera e propria della partita. Non sono appoggiato. Vabbè, c'è Luigi e Provenzano, vai pure tu. Il pallone in mezzo, leva via l'Academy, altro tiro, stavolta meno pericoloso da parte di Donato. È tutto ok per l'arbitro, nessuna posizione di fuorigioco. In seguito il fallo in attacco. Va bene, va bene. Ci prova la Renzo Lo Piccolo Terrasini. È arrivata la prima insidia nella zona di Emanuele Ferrante, il portiere dell'Academy Panormus. Pallone messo giù molto bene, con conclusione. Finisce fuori il tiro di Matteo Siragusa. Il controllo, poi il pallone ha avuto un attimo di rimbalzo al termine della sua gestione, la conclusione che però è stata imprecisa. La risposta, seppur non verso lo specchio della porta, da parte della squadra di Muzio. Meglio Simon, ti farei passare. Giugno prova a sfondare. Pallone adesso controllato dall'Academy Panormus, perso da Siragusa. Allora filtrante alla ricerca di Sgroi, colui che ci ha provato poco fa, colui che ha avuto uno scontro nei primissimi minuti. Giochiamo! Si è ripreso abbastanza bene, lui che condivide l'attacco con Tommaso Cammarata. Aiutiamoli, tu!
c'è Giugno dietro queste due punte per quanto riguarda il reparto offensivo degli ospiti. Ancora Lorenzo Lo Piccolo con Nicolas Giugno, il cross in mezzo, sorta di coordinazione accennata dall'altro lato da parte dello stesso Sgroi. È rimessa con Donato, colpo di testa, far ripartire l'azione, la manovra, il giro palla dall'altro lato. Porta a saltare, Donato, pronto. Lorenzo Lo Piccolo che mantiene il possesso palla, rimessa lunga, tentativo di rovesciata di Sgroi, è sempre su, ancora Sgroi fino in fondo, deviazione in angolo, ancora Luigi Sgroi. Oh raga, andiamo a saltare convinti. Altro angolo per Lorenzo Lo Piccolo Terrasini, buona lui, sì, ma saltiamo, andiamo incontro a che sta fa un po' palla. di prove e cerca di aumentare i giri del proprio motore, sempre con Sgroi. Calcio d'angolo battuto, pallone verso il secondo palo, lontano la difesa dell'Academy Panormus. Sgroi, lavoro anche in fase difensiva, Cracchiolo. Pallone finisce fuori. Lo può prendere Siragusa. Il calcio d'angolo stavolta per l'Academy. Dato l'angolo imparato di Palermo, e allora si va con Capitan Visconti dalla bandierina, colpo di testa, Cracchiolo respinge, la conclusione con il colpo di testa di Renda. Siamo messi male qui! Cami! Sull'uomo! Insiste l'Academy, cross in mezzo, secondo palo e c'è la rete di Incardona. È su il colpo di testa vincente. Cracchiolo aveva intuito, ci stava arrivando. Pallone poi si è insaccato. Incardona 1-0. Il batticinque anche con il proprio allenatore Lorenzo Muzio, 1-0. Nonostante l'attacco più pericoloso da parte della Lorenzo Lo Piccolo Terrasini, alla fine è arrivato il gol dell'Academy Panormus con Incardona, il suo colpo di testa dell'1-0. Ancora Incardona a lottare, le va via Provenzano, duello, non la vede più Camarata, alza Mazzola, ping pong a centrocampo. Occhio che arriva, salvo giù. Siragusa fa ricominciare tutto da Lombardo, cross in mezzo. Vieni, rivela! Serie di intercetti, rimessa laterale per Lorenzo Lo Piccolo. Continuiamo a giocare, ancora la partita è lunga, giochiamo. Squadra che Ora! ha una partnership con l'Athletic Palermo. Lorenzo Lo Piccolo Terrasini, tant'è che nelle proprie maglie da gara ci sono entrambi i loghi di entrambe le società. Questo comporta una serie di aiuti da una parte e dall'altra e viceversa, anche per le fasi di calciomercato.
Provenzano, tiro ribattuto. Oh, siamo morti là in mezzo, Guarda, rivela, morti. Marco, vai a dare sostegno. Marco. Buono Donà, tira gittare tutto il capolino. Buono. Su, Marco, su. Appoggia. Mette fuori Giuliano Rivela. e l'Academy ha modo così di prendere metri. Lombardo non la prende più. Adesso il pallone è di Renda. Sgroi. Cercato un diagonale, è uscito fuori un passaggio per Ferrante. Era giusto. Con la punta questo passaggio di Provenzano. Ma niente da fare. Ce l'hai tu. Incardona. Si ricomincia un'altra volta da capo, dalla difesa a 3 dell'Academy Panormus. Occhio a Siragusa che non riesce a sorpassare Cracchiolo. Comunque rimessa laterale per la squadra di Muzio. Ce n'è un'altra. Tiro ribattuto, arriva in piena area. Lancio a centrocampo, di testa Incardona. Di testa la colpisce anche Rivela. Alla fine finisce tutto fuori. Molto buona la gestione di Donato. Lancio profondo. Stop e rilancio anche da parte di Renda. Ancora Donato. Dall'altro lato la Renzolo Piccolo. Provenzano fermato da Ganci con rimessa guadagnata dall'Academy. Tommy, forza Tom, dobbiamo correre di più, Tommy. Pallone preso in faccia per Sgroi, indenne dallo scontro. Provenzano, Donato con la suona, il pallone viene lasciato da quelle parti. Altra gestione di Provenzano, in questo caso la rimessa dell'Academy. È lunga, di testa la colpisce Mazzola, però l'Academy la riprende, ma arriva tutto a Cracchiolo. Il suo rilancio di testa prova a schiacciare Bucca.
Pallone adesso ripreso da Lombardo, fermato da Pipitone. Metà di primo tempo che ormai se n'è andata, siamo al 23esimo, 1-0, grazie alla rete di Incardona. L'hai visto! Che ha sbloccato tutto grazie a un colpo di testa. Sgroi prova il sombrero, è sempre sua, la mette giù con la suola, qualche controllo di troppo, poi recupero regolare, altro recupero stavolta dell'Academy. Oh! Gioca tranquillo. Si battaglia tanto in mezzo al campo. In tanti da quelle parti, l'arbitro poi fischia un calcio di punizione per l'Academy Panormus. La mano arriva attaccata, guarda Davide, il 4. Ganci. Ne vuole 3. Manu, e 3 decisi sul secondo. Ciao Matti! Visconti sul punto di battuta, 3 in barriera per Larenzolo Piccolo, battuta corta, gli ospiti capiscono tutto al volo. Ganci, passaggio verso Caminita rischiosissimo, ritorna tutto nella gestione di Ganci, poi il colpo di testa di Lucca, gestione di Ganci con il pallone che finisce fuori. Qualche parola da parte dell'arbitro nei confronti di Ganci, battuta subito la rimessa laterale per la Renzolo Piccolo Terrasini, pallone profondo di Simone Lucca, mantenuto in campo, no. Abbiamo provato da questo lato, perché inventiamo cose? Aperti bene, aspetta, Manu, aperti bene. Cavi, sedenti. Occhio lì. Ganci, servizio centrale, poi fallo da dietro. Bravo Tommy, dai. Avanti la palla Tommaso. Da parte di Camarata, graziato dall'arbitro. Nenda, apriti qui, Nenda, apri. Cavi, steppe. Bisogna aspettare il fischio prima di partire. Incardona prova il tacco volante. Mazzola verso Giugno. Pallone schiacciato. E la va a recuperare la Renzolo Piccolo. Non trovato Tommaso Camarata. Mazzola ricomincia da Palazzolo. Incardona. La manda totalmente fuori. Dai ora! Simo
di spalle! Provenzano allarga nella zona di Pipitone. Provenzano con il tacco per Giugno, poi conclusione da fuori di Francesco Provenzano. Termina tutto fuori sul fondo. Serie di colpi di testa. Pipitone lotta, ma alla fine la riprende Siragusa. Ne ha 2 davanti. Si libera del primo, non del secondo. La rimessa è per la Renzolo Piccolo. Che si prende qualche metro in più per avanzare. Sponda di testa, destro e sinistro al volo, che esce male. A Giugno davanti la porta. Occasione per il pareggio. Non c'è stato il tiro, ma poteva arrivare benissimo e ci è mancato poco alla conclusione per Nicolas Giugno. E avanti l'Academy con Ganci, prova il cross, ribattuto con convinzione. Qui la squadra di casa. Siragusa, scambio con Ganci, altra rimessa. Dentro Lombardo, dentro! Stavolta la soluzione è lunga. Pallone in mezzo, colpo di testa, deviazione di Lucca pericolosissima che stava mettendo fuori gioco Cracchiolo. Impegnato il portiere della Renzolo Piccolo in palloni alti in occasione del gol subito nell'occasione di poco fa. Fermato Siragusa, adesso scatta ma il campo finisce. E allora rimessa per la Renzolo Piccolo. Avanti Mazzola, largo per Giugno. Provenzano si accentra, lascia tutto nella zona di Mazzola. È stato chiesto il tiro da parte sua. Non c'erano molti spazi per sfondare. Tutti questi ragazzi o quasi alla prima esperienza con le partite da 90 minuti. Tutti ragazzi nati tra il 2009 e il 2010. Finalmente ancora! Dice Salvo! Ora Marco! Nel pieno del proprio percorso Oh Simone! in un settore giovanile. Devi muovere la palla con Vistoni! Appunto! Proprio perché lei due devi muovere la palla! Visconti ha aspettato il pallone, forse anche un po' troppo. Recupera adesso Giugno per la Renzolo Piccolo, fermato da Lombardo. Intercetto di Ganci, pallone a cercare Siragusa, controllo con la mano, falloso di Visconti. C'è anche il cartellino giallo per Luca, dentro, andiamo dentro raga! uno dei due riferimenti offensivi dell'Academy Panormos. Dunque ammonito Visconti, prima ammonizione del pomeriggio.
Il lancio di Siragusa verso Visconti, c'è posizione di fuorigioco. Non ci sono gli assistenti arbitrali nelle gare del settore giovanile, almeno per quanto riguarda la regular season. Formalmente gli assistenti arbitrali sono, comunque possono essere, dirigenti Mettiamo lo spazio prima, Matteo, continua! Vieni Marco! Scivola, Simo! o riserve, Ora! si possono anche intercambiare. Va bene, sì, va bene, oh. Dai, calma, raga, forza, giochiamo. Simo! Destra, Simo! Marco! Una posizione lì! Sponda per Visconti. Palazzolo cerca di allontanare, poi il mancino al volo di Rivela, controllato da Cracchiolo. Va bene, Marco, non si è visto, dai! Attaccala! Tiro in porta, seppur debole, per l'Academy Panormus. Giocata tutta al volo, non si è concretizzata per pochissimo. Qui lotta Mazzola, lascia tutto a Donato. Sgrai non la prende, controllo cercato da Siragusa, si prende il calcio di punizione. Lì, sette per giocare, Occhio Giuliano! fermo lì con la palla. Cardu, l'uomo, Dani, batti. Sei uno solo! La battuta di Caminita non la va a prendere Ganci. Altra sponda, Caminita, Rivela, ha davanti Mazzola, altro intercetto. Vieni Marco, vicino! Sali! Vuole chiudere lui! Piccio, dai, teniamoci un po' di più, dai! Arriva lui, In anticipo Palazzolo, senza fallo. Ganci, di testa Luca, pallone lungo alla ricerca di Matteo Siragusa in posizione di fuorigioco. E qua sopra, sali, è qua! E quasi a centrocampo! Punizione dunque per la Renzolo Piccolo Terrasini. Siamo negli ultimi 10 minuti del primo tempo. Siragusa ha messo giù. Intervento di Luca. Sempre cose negative. E cose positive gliela devo dire. La palla, senza giocare. Matti! Renda verso il centro dell'area, verso Ganci, copertura di Giuliano. Dai, raga, cerchiamo di prendere altri palloni, cerchiamo di saltare. È diverso. Di testa Ganci, si prende il fallo la Renzolo Piccolo con questo calcio di punizione. Va Giuliano, si confronta con Luca, alla fine va Luca.
lancio verso Buona il limite bomba, dell'area, bene. Forza To, facciamoci rimessa vedere To. per la Renzo Lo Piccolo. Mazzola in mezzo, non c'è nessuno. Dai, ci stiamo provando, giochiamo, oh, giochiamo. Stavolta va Donato. Siragusa recupera l'Academy. Su il filtrante con la chiusura di Lucca. Occhio Giuliano. Camarata allarga da Pipitone in fascia, non effettua ancora il cross. Pipitone insiste con la doppia presenza di avversari, il cross lo effettua ma è basso, comodo per Ferrante. Giriamoci, Tommy. Ha resistito comunque nonostante Occhio a centrocampo, una doppia prendiamo presenza sta palla, vi. in pressione su di lui. Il pallone è finito tra due reti che delimitano il rettangolo di gioco dall'esterno. Pallone giallo fluo, quello utilizzato anche per avere un contrasto cromatico con le maglie dell'Academy Panormus, che sono di colore bianco, il colore dei palloni utilizzati più comunemente. Pipitone, Mazzola, morbido verso Camarata, controllo con il petto, è sempre sua comunque, decide di scattare, non va ad effettuare il cross, forse cercava un fallo. Area di rigore che in questo campo è veramente grande. Tempo! Arbitro! Tempo! C'è veramente poco margine dalla linea del fallo laterale verso il confine dell'area. Apertura di Mazzola verso Camarata, capisce i tempi Bucca, che mette fuori. Gamba tesa contro Provenzano, calcio di punizione. Renzo Lo Piccolo alla ricerca del gol, del pareggio entro la fine del primo tempo. Possono cambiare tante cose. Andiamo dentro, Michele. La battuta verso la porta, controllata centralmente da Ferrante. Tanto rischio in difesa. Forte. Braccia larghe.
Siracusa a terra. Si continua per la norma del vantaggio. L'intervento falloso teorico è stato di Lucca. La riprende la Renzolo Piccolo, la panchina suggerisce di buttarla fuori perché Siracusa è rimasto a terra. Infatti adesso si vanno a verificare le condizioni di Matteo Siracusa. Spray per lui. Intanto entrambe le squadre ne approfittano per bere. Possiamo, signore? Arbitro! Entra in campo Siracusa dopo il piccolo stop. Nulla di grave per il 9 dell'Academy. Novella, sei! Visco, davanti quest'uomo qua! Visconti in mezzo al campo. Questo pallone tra poco il recupero. Ipotizziamo 2 minuti. Oltre il 45esimo, avanti la Renzolo Piccolo. Sgroi subisce fallo. E allora punizione con Vincenzo Mazzola pronto. Dentro il tempo di recupero. Per capire anche se ci sarà una segnalazione esplicita da parte dell'arbitro. Nico, uno che si mette dietro alla barriera che non ce n'è. Infilati lui. O Mazzola oppure Giugno. Alla fine va Mazzola verso la porta. Controllo centrale per Ferrante. Facile. Lombardo a terra. La prende Ganci qui. Non è pericoloso, alla fine mette fuori Giuliano ed è rimessa per l'Academy Panormus. Marco, butta di re! Siracusa. Sfortunato il controllo con diversi avversari che sono arrivati lì a rubargli il pallone. Qui esagera un attimo Giugno, che spinge l'avversario a terra. Si chiedono spiegazioni all'arbitro. Rimane a terra Caminita. Adesso l'arbitro va a guardare la situazione nello specifico.
ha rischiato un po' Nicolas Giugno, Giulia! viene richiamato proprio adesso dall'arbitro assieme a Caminita, giallo per entrambi. Due gialli per l'Academy e il primo invece per la Renzolo Piccolo, giallo che l'ha preso anche Visconti lato Academy, dunque 2-1 da questo punto di vista. Siamo al quarto di recupero di questo primo tempo, punizione Renzolo Piccolo, proprio Giugno a battere. In tanti si muovono in area, Giugno in mezzo, di testa va a rispondere Renda, pallone di Siragusa, potrebbe lanciare qualcuno ma c'è poco spazio, tutto recuperato da Donato con tunnel, lancio profondo, eccola qui, la fine del primo tempo, avanti l'Academy Panormos 1-0 sulla Renzolo Piccolo Terrasini, sta decidendo il gol di Incardona al 15esimo. Academy cinica, più occasioni per la Renzolo Piccolo, anche se poi l'Academy è uscita maggiormente, non tantissima pericolosità però, a parte il gol. Vedremo che ripresa sarà, noi ci prendiamo una pausa, poi torneremo live nuovamente da Villa Sant'Alfonso qui a Palermo. Che aspettate per riscontrare? Rimasto... Sono molto emozionato perché insomma ci torno praticamente dopo 1 anno e mezzo e l'ho fatto riflettendo molto su quello che è stato il mio percorso, il mio periodo qua. Avevo voglia di tornare, avere la possibilità di dire le mie cose con grande serenità. È una bella occasione per farlo di presenza per me è ancora più importante che invece una fredda intervista su un giornale. Dunque ho accolto l'invito che mi è stato proposto molto volentieri e con la voglia di venire, di fare 2 chiacchiere e tornare in una città che comunque sapete bene quanto ci tengo, in un momento molto positivo per il Palermo, dunque meglio di così non poteva essere. Guarda, l'ho fatto prima e secondo me bisogna sempre contestualizzare i momenti, le situazioni, capire il punto di partenza. Io penso che quello che è stato fatto un lavoro in profondità di una squadra che con grande bravura aveva vinto i playoff di Serie C e abbiamo affrontato quello che era una strutturazione societaria, sia a livello proprio di strutture, sia a livello di strutture, a livello di giocatori, di rose, di quello che doveva essere il Palermo. Poi quando hai a che fare con le emozioni della gente che giustamente vuole vedere la propria squadra vincere, non è stato sempre facile, ma penso che è stato fatto un lavoro in profondità per far sì che il Palermo tornasse a essere competitivo, creare le basi per un futuro importante, con la consapevolezza di essere in un gruppo, in una società che aveva le potenzialità per far tornare il Palermo dove merita di essere. E ho fatto quello che per me è stato un lavoro di istruzione molto importante, assumendomi tutte le responsabilità del caso, ma l'ho fatto con l'orgoglio di qualcuno che vuole veramente bene al Palermo e mi sono assunto una grande responsabilità, lo rifarei, nonostante probabilmente non era il momento giusto per vincere subito, ma era un momento di passaggio per creare le basi per poterlo fare. No, perché si è andate a rivedere le squadre, le rose, quello che era l'obiettivo che ci eravamo prefissi il primo anno, quella che era la crescita sul secondo anno, che era quello di sempre provare a vincere, ma era quello che c'era bisogno di certi passaggi, capire certi giocatori come si adattavano alla piazza di Palermo. Io penso che dal mercato di gennaio dell'anno scorso il Palermo abbia alzato gli obiettivi, prendendo giocatori di un certo livello, perché per vincere a Palermo ci vogliono determinate caratteristiche. Noi abbiamo cercato di farlo, valorizzando al meglio la rosa, capendo che certi giocatori potevano esprimere il proprio talento, alcuni l'hanno fatto, alcuni hanno fatto più fatica. Vincere a Palermo è entusiasmante con tutte le difficoltà che questo comporta e di conseguenza c'era un lavoro profondo, in profondità da fare e per me abbiamo dato, io e il mio gruppo di lavoro, attraverso anche la fiducia che la società mi ha dato per quasi 2 anni, creato le basi per far sì che il Palermo si strutturasse, capisse dove potesse agire per migliorarsi sempre e quest'anno sembra che insomma col mercato che è stato fatto quest'estate possa essere forse l'anno giusto. Ma sai, io penso che quando fai questo lavoro la critica fa parte appunto di quello che fai, è giusto accettare, ci sono quelle costruttive, ci sono quelle sterili, c'è chi non vuol capire,
cosa stai facendo in quel momento. E poi, come ho detto, io ho il grande rispetto per il tifoso, perché alla fine è quello che vive la settimana per vedere la propria squadra. A volte purtroppo non è stato possibile vederla vincere sempre, anche se la volontà era quella di regalare, ma la consapevolezza che era quello che volevo dare, ma che in quel momento non era possibile farlo se non attraverso un percorso di crescita che doveva essere continuo, sviluppato nel tempo, che ha permesso probabilmente anche alla società di valutare tante cose che ho detto dentro la società e per far sì che certe cose potessero essere un valore nel percorso successivo. Come ti dicevo, dal mercato in generale l'anno scorso il livello dei giocatori in acquisizione è salito tanto, quest'anno hanno fatto una campagna acquista veramente importante, dunque ci sono preso tutti i presupposti, il livello dei competitor, dunque le squadre con cui te ne andrai a giocare, è secondo me un livello che il Palermo nella crescita di questi 4 anni ha pianificato e ha sviluppato meglio rispetto a quello che era allora il Parma, quello che era allora la Cremonese, quello che era la Cremonese rispetto a quello che era il Palermo qualche anno fa. Adesso sicuramente Venezia, Empoli, Monza sono squadre molto competitive, ma la sensazione e la percezione è che il Palermo stia completando un percorso e che ci siano tutte le qualità, le caratteristiche, l'allenatore bravo, i giocatori forti per poter vincere. Perché sono bravi, perché sono competitivi, sanno cosa significa giocare a Palermo e questo fa parte di un mondo molto competitivo, sapere reggere le pressioni di Palermo, saperci stare dentro è una grande capacità e loro sono qui perché hanno tutte queste attitudini, sono ragazzi a cui sono molto legato, che a volte ci sentiamo ancora. Comunque auguro loro il meglio per la loro carriera e di vivere magari la grande emozione, perché so cosa vuol dire vincere un campionato di Serie B e Serie A Palermo. Lo auguro a loro e a tutta la città e a tutta la tifoseria. Fantastiche, lo dicevo prima, sono emozioni uniche perché quando torno qua è sempre bello rivedere amici, conoscenti anche, poi l'affetto sempre dei tifosi è davvero impagabile, veramente, nel vero senso della parola, perciò sono grandi emozioni che porterò dentro per tutta la vita. Ecco. Bene, sono sincero, vedo un Palermo forte, un Palermo che spero possa dire la sua alla lunga. Insomma, non voglio dire così, voglio dire il mio desiderio, ecco, è che il Palermo possa ritornare in Serie A subito, il prima possibile. Ha le possibilità per farlo perché la squadra è forte, l'allenatore è preparato, quindi spero sia l'anno buono. Il percorso di crescita c'è stato, ovviamente i tifosi lo so che vogliono vedere subito la squadra a livelli alti, ma c'è sempre un percorso da fare e quello credo che sia stato fatto e ora siamo abbastanza maturi per tornare su. Ecco perché è forte. I portieri ce ne sono 3 di altissimo livello, tutte e 3. E al momento sta parlando Iorone, ne sta facendo pure molto bene, perciò credo che l'allenatore anche ora stanno venendo da 2 infortuni gli altri, perciò non credo che ci sia uno stravolgimento, però insomma tutti possono giocare e tutti possono fare benissimo. Già ridetto anche questo, che sono un fan di Seba perché sono stato uno di quelli che l'ha promosso tantissimo a Palermo, quindi sono convinto che alla lunga possa davvero essere un portiere di altissimo livello, non solo per il Palermo ma anche per squadre davvero blasonate. Ecco. Tantissimo, sai, quando hai dei difensori esperti che sanno cosa fare, sanno anche aiutarti da portiere, è sempre una sicurezza che hai. Quindi più persone esperte ci sono, più ti puoi confrontare, insomma. I giovani ovviamente fanno sempre comodo perché portano entusiasmo, portano forza, portano linfa nuova, però avere un difensore centrale come Bani, insomma, ti dà tantissimo. Ottimo giocatore, anche lui sarà sicuramente un giocatore di grande prospettiva, ma chiunque in questo Palermo è stato costruito veramente bene e penso che alla lunga davvero possa toglierci davvero tantissime soddisfazioni. L'ho detto prima, credo Iorone al momento, se non capita qualcosa, cioè qualcosa voglio dire, qualche sconfitta ripetitiva, non credo che l'allenatore andrà a stravolgere troppe gerarchie. Ecco, al momento Jess sta facendo molto bene, quindi penso che parlerà lui da qui alla fine, almeno che ovviamente, come ho detto prima, non ci sia qualcosa di clamoroso.
Direttore, buonissimo inizio per l'Avellino che di fatto è matricola soltanto per modo di dire per quello che si è visto finora in campo. Sì, abbiamo sicuramente impattato bene, anche se in realtà la prima partita abbiamo sofferto, abbiamo fatto tesoro degli errori fatti a Frosinone già nella partita, già nel secondo tempo di quella partita, e poi successivamente abbiamo capito un attimino come affrontare la categoria. Al di là della qualità, l'Avellino non può prescindere dagli elementi legati alla grinta, al piglio giusto da avere in ogni contrasto, in ogni giocata. Ecco, tra l'altro ha nominato il Frosinone che si trova lassù in classifica. Secondo lei, dopo le prime giornate, si può già delineare quelle che possono essere le forze in campo, soprattutto ai piani alti della classifica? No, secondo me no, infatti è proprio per questo che preferiamo tenere i piedi per terra e continuare nel nostro percorso umile ma fatto di coraggio, perché sappiamo bene che nelle prime giornate soprattutto alcuni club che hanno delle rose importanti non hanno ancora tra virgolette trovato la quadra, ma alla fine quando ci sono dei valori, i valori usciranno fuori, e secondo me adesso inizierà un nuovo campionato con la ripresa. Ecco, visto che siamo a Palermo, parliamo appunto della formazione di Inzaghi. Sicuramente l'avrà guardata giocare. Che impressione le ha fatto e quali possono essere le prospettive, soprattutto le rivali per la promozione? No, tra le grandi il Palermo è una di quelle poche società che mi ha già dato l'impressione di essere una squadra già ben quadrata, infatti ha avuto subito un impatto importante, ma al di là della qualità del gioco si vede proprio che hanno spessore e hanno le qualità giuste secondo me per raggiungere i loro obiettivi. Andiamo ragazzi, Forza ragazzi, dai ragazzi, giochiamo, dai, forza, giochiamo, non molliamo, crediamoci, dai! Occhio che arriva lungo. Oh, forte, più forte di prima! È iniziato il secondo tempo di Academy Panormus Renzo Lo Piccolo Terrasini, terza giornata del campionato Under 17 regionale della Sicilia. Siamo nel girone A, 1-0 il parziale. Academy in vantaggio grazie al colpo di testa di Incardona al 15° minuto. C'è stato un cambio
Poco prima di ripartire, lato Renzolo Piccolo Terrasini, c'è stato il cambio del portiere con l'uscita di Cracchiolo e l'ingresso in campo di Viviano. Per il resto tutto invariato. Academy Panormus in maglia bianca, Renzolo Piccolo che ci prova adesso in maglia nera. Tentativo direttamente sul fondo con la conclusione di Cammarata. Ancora là Renzolo Piccolo che prova questa triangolazione con poco successo. Academy Panormus con Ferrante in porta, poi Bucca, Cardullo, Renda, Caminita, Ganci, Incardona, Lombardo, Siragusa, Rivela e Visconti. Qui altro tiro che è finito sul fondo. A disposizione in panchina per l'allenatore Lorenzo Muzio ci sono Fiume per la porta, poi Troia, Locacciato, Marano, Briguia, Catalano, Caltanissetta, La Rosa e Quattrocchi. Altro pallone profondo verso Siragusa, la presa di Viviano che in questo secondo tempo difenderà i pali della Renzolo Piccolo Terrasini. Poi in campo ci sono Giuliano, Lucca, Donato, Palazzolo, Pipitone, Sgroi, Provenzano, Camarata, Mazzola e Giugno. In panchina assieme all'allenatore Mauro Di Maggio ci sono Nobile, Di Liberto, Mistrecchia, Cataldo, Biundo e Rappa, tutti giocatori di movimento, dato che appunto il portiere di riserva è stato impiegato dal primo minuto di questo secondo tempo. Chiuso in Cardona, l'autore del gol, esterno a destra per la squadra di casa. Rimane avanti l'Academy Panormus. La rimessa è lunga verso l'area piccola, il destro al volo svirgolato di Lombardo oltre i pali difesi da Viviano. Ricordiamo che questa partita si sta giocando al centro sportivo Panormus, ridenominato così. Siamo a Villa Sant'Alfonso a Palermo. Occhio al pallone, Tommy, occhio al pallone. Occhio alla seconda. Qualche aggiornamento anche dagli altri campi, sempre a Palermo, al Cingallegra il Fada è avanti 2-1 contro l'Accademia Trapani. Al Concadoro di Monreale si gioca anche per quanto riguarda altri gironi, altre categorie del calcio giovanile di questo pomeriggio nella provincia di Palermo. In corso del secondo tempo invece per questo girone quello di Aurora Mazzarati F, Bellice Partanna terzo tempo. Alle ore 18 inizierà invece Don Bosco Partinico Gonzaga. Domani si chiude il quadro con Academy Palermo Ciaculli. Calcio d'inizio in programma a mezzogiorno.
Incardona, cross che riesce ma non su Siragusa, ancora Incardona, un po' in ritardo, pallone per Chiammarata, per la Renzolo Piccolo che allarga a sinistra dove c'è Sgroi, fermato da Marco Rivela. Poi l'arbitro Cristian Imparato della sezione di Palermo fischia un fuorigioco. E allora punizione per la Renzolo Piccolo Terrasini. Cami, Rella, Cami! Timo! Una delle diverse società di calcio di Terrasini. Dopo il Terrasini Mundi, che con la prima squadra disputa il campionato di promozione, la Renzolo Piccolo fa quello di prima categoria e poi da quest'anno è tornato il Terrasini rossonero, ovvero il Terrasini FC, che va a riprendere la storia del Terrasini Paese di Mare di qualche anno fa, squadra che parteciperà alla terza categoria della provincia di Palermo. L'alzata di Pipitone perde poi il possesso e suo l'ultimo tocco, rimessa per l'Academy Panormus. Buona Giulia, buona Biagio. Saliamo sta squadra, pronto ad inserirti. Luigi. Dal punto di vista agonistico, questa qui al momento si può definire una partita tranquilla, a parte un episodio poco prima dell'intervallo in cui ha visto coinvolti Giugno, lato Renzolo Piccolo, e Caminita, lato Academy Panormus. Ammoniti entrambi, ammonito anche Visconti per l'Academy, dunque 2-1 i gialli. Punizione, Cardullo in mezzo, pallone adesso recuperato da Rivela, davanti agli occhi delle riserve dell'Academy Panormus che si stanno riscaldando a bordo campo. Ci sono movimenti anche per la Renzolo Piccolo, botta ricevuta da Giugno. Oh, però devi guardare, ma che giochiamo? Gioca Nico. Giochiamo. Richiamato anche dalla propria panchina. Qui duello tra capitani, in fallo del capitano dell'Academy Visconti su Palazzolo, punizione per gli ospiti, battuta affidata a Simone Luca, sponda di testa, c'è il colpo di Giugno un po' lontano dalla porta. Donato, scontro con Rivela, la rimessa è per l'Academy, anche se possesso palla adesso è della Renzolo Piccolo, cambia rapidamente così come in gran parte dei casi del calcio giovanile.
Gioca, no. Si continua a giocare, nessuna segnalazione di fuorigioco, con il pallone che è tornato alla squadra avversaria. Adesso la Renzolo Piccolo gira in difesa. Siamo disordinati in pressione. Raddoppia, Ganci. Lucca, Calmo, calmo Marco, accompagniamo. pallone controllato per poi essere calciato oltre la traversa da Provenzano. Occasione Renzolo Piccolo con un'azione individuale pensata, ma senza successo. Entra 18. Il tiro, cambio, il primo nell'Academy. 18-6. Marco, vieni, siamo 2 contro 1. Entra Caltanissetta, Siamo 2 contro 1. esce Ganci, citato da panchina e compagni. Caltanissetta è entrato un 2009 per un 2010. Ricordiamo che sono proprio questi due gli anni di nascita coinvolti in questa categoria Under 17 regionale. Camarata, avanti la Renzolo Piccolo, traversone basso, deviazione che poi inganna il portiere dell'Academy. Occasione per Sgroi, ancora pericolosa la Renzolo Piccolo. Un pallone non bloccato Continuiamo a giocare. da Ferrante, è rimasto all'interno dell'area piccola. Il colpo verso la porta non c'è stato. Pallone che è uscito di poco. Viviano consegna a Provenzano. Pallone girato dalle parti di Lucca. Altra giocata, altra girata di Sgroi, abbastanza in evidenza nel corso anche del primo tempo. Qui subisce fallo Visconti, calcio di punizione per l'Academy Panormus. Fermo lì, fermo lì. Oh, raga, oh. Mettiti bello. La battuta di Gabriele Caltanissetta, colui che è entrato poco fa. Giugno si mette davanti con il corpo lombardo. Marco. Non ti fermare già. Bravo, bravo. Silenzio, non l'ha vista, silenzio, dai, gioca. Spinta regolare, quella di Pipitone. Rimessa Academy con Bucca. Pallone lungo. Non la prende nessuno, poi il pallone viene liberato da quella zona di campo. Retropassaggio di Mazzola che permette a Viviano di far ricominciare tutto da capo. Colpo di testa di Lombardo verso Visconti, posizione irregolare del capitano dell'Academy Gabriele Visconti. Vuole più reattività la panchina dell'Academy Panormus. Doppio rimpallo, occhio a Giugno davanti alla porta, supera il portiere, poi sbaglia a porta vuota. Incredibile disattenzione difensiva dell'Academy Panormus. Qui la Renzolo Piccolo ha avuto una chance che ha fallito con le sue mani.
serve anche essere lucidi in situazioni del genere, perché non capitano sempre, e soprattutto in ogni partita. Però d'altra parte gli errori fanno sempre parte della crescita. Mamma mia, oh, la rimessa non la vediamo mai al nostro compagno. Vai! Renzo Lo Piccolo che sta Nardullo! Falli per fare mettere bene, la dico bene! iniziando a reclamare qualcosa per quanto prodotto sia nel primo ma anche in questo secondo tempo. È sempre l'Academy Panormus in vantaggio. La punizione di Caltanissetta, in mezzo esce Viviano. Rimessa laterale, il colpo oltre i palli di Viviano. Tentativo non preciso di Francesco Renda. Cambio in vista. Cambio Renzo Lo Piccolo Terrasini. Esce Donato, entra Mistrecchia. Per l'Academy Panormus invece è uscito Caminita, ammonito, è entrato L'Ho Cacciato al suo posto. E poi un'altra sostituzione per l'Academy. Ha visto uscire Siragusa e ha visto entrare La Rosa. 3 cambi per l'Academy. Siamo a 2 invece per la Renzo Lo Piccolo Terrasini, che ha 2 riserve in meno rispetto all'Academy. Quindi c'è da fare i conti anche con questo aspetto per eventualmente correggere qualcosa nel corso di questa ripresa. Lancio lungo, la chiusura di Renda, riprende Incardona. C'è il fischio dell'arbitro dopo l'intervento volante di Giuliano. Punizione Renzo Lo Piccolo Terrasini, battuta da parte di Luca, sponda di testa ma all'indietro, controllo, cerca anche la conclusione Camarata. Gli spazi sono veramente stretti, la va a prendere adesso Mastrecchi, appena entrato finisce a terra. Sgroi, tentativo di recupero, ce la fa comunque la Renzo Lo Piccolo Terrasini. Altra traversione dentro, stavolta di Giugno, pallone su Pipitone, non controlla bene, poi un altro servizio che circonda l'area di rigore, tentativo di rovesciata, altra conclusione sempre di Mastrecchia, che dalla panchina sta cercando di dare il proprio contributo. Sempre la Renzo Lo Piccolo. Giuliano, deviazione sul suo pallone proposto in avanti, ci crede più di tutti qui in questo caso La Rosa, ma la prende Viviano da una parte all'altra subito. Viviano stava andando al rilancio lungo ma ci ha ripensato in fretta. Palla 2, rimessa Academy Panormus, che può respirare. Azione insistita, quella di poco fa per la Renzo Lo Piccolo. C'è molto spazio per Rivela, al limite viene fermato, ma Rivela continua a lottare, nessun fallo. Ci pensa Lombardo ad andare in avanti, ancora Rivela, Lombardo fortunato, spazza fuori la difesa avversaria con Pipitone.
rimessa lunga, si cerca la deviazione di Lombardo, c'è però Giriamoci! il fischio dell'arbitro, Giriamoci! fallo in attacco e punizione per Viviano dalla porta. Cammarata a terra senza fallo, con qualche protesta da parte di genitori presenti oltre le grate che delimitano il campo dall'esterno. Poi il fuorigioco, alla fine non ci ha perso niente la Renzolo Piccolo, arbitro che adesso parla con Cammarata. Argomento centrale la situazione di poco fa. Andiamo in A. Oh, occhio qua c'è un giocatore. Siamo due, raga! Svirgola, rivela, ginocchiata di Pipitone, che rimbalza davanti Giugno, lo mantiene, ne ha 3 davanti, deve liberarsi, Dobbiamo marcare dentro! da toccare sì, ma l'ultimo tocco per l'arbitro è di maglia bianca. Allora la Renzolo Piccolo continua a insistere con Biagio Pipitone, pallone fuori. Dai, oh, concentrati, raga, dai! Dai, reattivi! 2 secondi reattivi! Il recupero palla della Renzolo Piccolo, chiude però tutto Bucca. Va Giuliano, Cammarata ributta dentro di testa, allontana l'Academy e poi chiusura di Pipitone. Sala in Cardona, pallone dalla fascia verso il centro senza pericolo. Viviano, un cambio per parte, cambio per la Renzolo Piccolo, dentro Di Liberto, esce Pipitone dell'Academy Panormus, invece fuori Rivela, dentro Marano. Uno che è uscito, si prende la bandiera. Dai, saliamo! Vuole il pareggio da Renzolo Piccolo. È scivolata regolarmente il nuovo entrato Paolo Di Liberto. Altro subentrato, Marano batte questa rimessa laterale. Nessuno la colpisce di testa, poi il colpo in porta all'improvviso di Visconti che fa 2-0. Un altro gol per l'Academy Panormus, l'ha segnata Gabriele Visconti, il capitano della squadra di Muzio, e si dimostra cinica
la squadra in maglia bianca, 2-0 a 20 dalla fine. Al 71esimo il raddoppio dell'Academy contro una Renzolo Piccolo che non ha mai smesso di lottare e che continua a chiedere giustizia. Lato occasioni prodotte, c'era stata la chance del pareggio, conclusione imprecisa. Oh, non perdiamo la concentrazione, Visco! Rimessa laterale, Renzolo Piccolo. Non tutti e due fuori, Gabri! Larro! Oh, le mani, oh! Dai, Gabri, Mar! Arbitro che Bravo! si è lamentato La seconda calta! su qualcosa che ha fatto Rivera dalla panchina. Poi questo tiro che impegna Ferrante con una gran parata. Ci prova Mazzola, Ferrante risponde presente. Sbagli il movimento! E uscire, sbagli! Calcio d'angolo, di testa, nessun colpo. Spazza via l'Academy. Messi bene! Viviano. Fallo su Mazzola. La panchina della Renzolo Piccolo voleva qualcosina in più per l'arbitro. Non c'è stato nulla. La battuta di Lucca finisce nella zona di Sgroi, che la mantiene in campo, la protegge, si prende il calcio di punizione. Vorrebbe battere subito la Renzolo Piccolo, non si può più. Raga, senza fallo lì! Massimo! Arriva Manu! Portiamoli fuori! Arriva Manu! Arriva! 3 in barriera, conclusione deviata, calcio d'angolo. Dai lì! Pronto Ale, Va a battere Giugno. Esci! Battuta corta. Rientro verso il centro, il gol da fuori, 2-1, la riprende la Renzolo Piccolo, il gol di Luigi Sgroi. Un gol che la Renzolo Piccolo ha sempre cercato in questa partita. Lo ottiene con uno dei suoi ragazzi migliori, Luigi Sgroi, 2-1. Partita ancora aperta a Villa Sant'Alfonso. Luca, manda qui. 2-1. Dai, torniamo!
Occhio sta palla in mezzo! Ne abbiamo presi due così, occhio! Rimessa lunga, si cerca il colpo di testa, la va a recuperare Caltanissetta. Cross fuori, senza alcuna deviazione. Alla fine è rimessa laterale per Larenzolo Piccolo che non si ferma. Giugno, Sgroi, in mezzo a due passa, Sgroi stava per tirare, adesso calcia, tiro ribattuto. Allora nuova soluzione con il nuovo entrato Di Liberto. Intervento falloso. Surenda. E gioco fermo. C'è un sacco di tempo, ragazzi. A posto, Ciccio. Dai Tommy, non ci fermiamo, dai Paolo, le scarpe. Battuta lunga, Viviano. Minchia Gabri, una palla di testa, oh! Entrata a gamba tesa di Sgroi. Non perdiamo tempo, mettiamo la palla a terra. Tommy, attaccati la scarpa. Punizione per l'Academy Panormus. Partita completamente riaperta dopo il gol. Buono il controllo in piena area di Visconti. Nessun tiro però. Ferrante esce, passaggio raso terra, occhio alla porta che è vuota. Giugno, pallone allargato in fascia Camarata verso il fondo, cross deviato, calcio d'angolo. Anu! Vai con le mani! Ma falla scorrere! Para, dai, para! Dai, noi lì! Pallone verso il secondo palo in due. A provarci nello stacco di testa Giuliano, quelli che l'ha presa anche Di Liberto. All'Academy, spinta, o meglio spallata di La Rosa su Giuliano che rimane a terra. Incontro! Spazio per il tiro di Giugno, bloccato da Ferrante. Oh, mantenela in campo, va bene Massimo, va bene, teniamola in campo. È avanti, Galdo! Dietro! È avanti! È dietro! A terra Lombardo. Interno i passaggi! Bravo Loca! Avanti, Mara! Marano, risposta di Giuliano. Ancora l'Academy Panormus. Fallo che sono, bravo! Silenzio, pensiamo a giocare, oh, pensiamo solo a giocare, c'è tempo!
Marano, rimessa lunga, altro colpo di testa a vuoto. Lorenzo Lo Piccolo in fase difensiva, nessun controllo di Cardullo, poi sempre sua rimessa guadagnata da Lorenzo Lo Piccolo. Cardullo rimane lì, poi Sgroi gli butta il pallone quasi in faccia, c'è il giallo di Cardullo che si aggiunge ai gialli dell'Academy Panormus. Signore! 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 Cardullo finisce nuovamente a terra. Arbitro! Arbitro! Signore! Ancora a terra il vice capitano dell'Academy Panormus, che adesso gioca anche con il cronometro. Signore! Rimessa per la Renzo Lo Piccolo. Palla in faccia, signore! Palla in faccia! Vieni fuori! Giugno, pallone allargato e corsa in fascia, chiusura pulita di Lo Cacciato. Altra rimessa lunga, Cammarata sponda in mezzo, dall'altro lato l'arrivo di Provenzano, prova la giocata, poi Marano ci pensa lui a fermare tutto. Altro recupero di Diliberto, stavolta falloso. Guarda un'altra parte, guarda un'altra parte. Ce ne sono tre, non lo so. Signore, è più indietro, signore. È più indietro. Ok, non perdiamo tempo, vai dietro. Non perdiamo tempo, forza. Oh, stiamo calmi. La battuta di Caltanissetta, retropassaggio di Lucca per Viviano, che chiede ai suoi di salire. Siamo nel finale di partita dove Lorenzo Lo Piccolo sta lottando per il 2-2. Cammarata fermato da Cardullo. Cammarata vorrebbe il fallo da rigore, rimane a terra l'attaccante del Lorenzo Lo Piccolo. Intanto c'è questa conclusione. Dai, to, alzati, forza, to. Dai, giochiamo. Si rialza Tommaso Cammarata. La gestione di Visconti è da solo, però in mezzo eventualmente c'è la Rosa, finisce fuori, non l'ha mantenuto in campo. Stai calma, Nico. Pensa solo a giocare. Silvo! Luca! No, Luca! Devi stare centrale! Serie di tocchi per andare avanti, lotta Giugno, si prende la rimessa là, Lorenzo Lo Piccolo batte Giugno, vorrebbe battere Giuliano e invece no, va Giugno. Cammarata la prende con la spalla, si dispera la panchina della Lorenzo Lo Piccolo. Marano risponde Palazzolo, di testa il colpo di Diliberto, pallone lasciato a Sgroi, Mancino oltre la traversa anche questo. Cambio
pronto per l'Arenzolo Piccolo con l'ingresso di Giuseppe Nobile. Fuori Camarata. Cambio molto volante con Nobile che è entrato prima del previsto, infatti è stato richiamato dall'arbitro. Cambio pronto anche per l'Academy Panormus. Si andrà tra un po'. È pronto Catalano. Dunque Arenzolo Piccolo che arriva a 4 cambi. Arbitro! Arbitro! Cambio! Lombardo, stai lì! Arbitro! Raddoppia Lombardo! Appoggiati nei due addosso. Giugno subisce fallo. Si può andare adesso con il cambio per l'Academy Panormus. Richiamato Visconti. Gabriele! La fascia alla rosa, Che deve consegnare la fascia da capitano. La dà alla rosa. Dunque fuori Visconti. Anche lui ammonito. Entra Catalano. Punizione Arenzolo Piccolo. Si vuole questo pareggio. Luca batte la punizione. Sponda con il colpo di testa di Palazzolo, ma c'è fuori gioco per l'arbitro. Il rilancio di Ferrante. Si lotta ancora a centrocampo. Fallo commesso stavolta dall'Arenzolo Piccolo. Levala, sì. Che fa, signore? Oh! Lombardo! Pallone in aria. Finisce fuori. Academy che pensa di più a difendere, anche se ovviamente non disdegna quando ha il possesso in proprio favore. Rimessa lunghissima di Marano in piena area. Il colpo di testa è debole. La prende Viviano. Ultimi 30 secondi più recupero. Saranno 6 i minuti di recupero. Inizieranno tra pochissimo. La battuta della punizione di testa. Il colpo a chiudere. La va a riprendere Mastrecchia. Posizione regolare. Colpo in diagonale. Bloccato da Ferrante. Salvo! E tu lo devi stare sempre lì! Pallone che rimbalza sulla schiena di La Rosa. Lombardo giù da terra, cerca di gestirla, poi la punizione per l'Arenzolo Piccolo. C'è un giocatore però dell'Accademia a terra.
te, allontani. Che vuoi? No, pensa a giocare. Giuliano! Facciamo silenzio. Punizione per gli ospiti. Batte Luca. Più tesa, Simone, una botta, Simone. Pallone al limite dell'area, Sgroi. Accompagnalo! Dribbling riuscito, poi conclusione. Che finisce anch'essa oltre la traversa con Giugno. Signore, cambio. Academy che effettua il sesto cambio della prima partita. 4 occhi in mezzo come l'ho cacciato. Mezzala, 4 occhi. Esce Lombardo, entra a quattro occhi. Dai, raga, buona perfetta, dai, giriamoci, occhio al pallone. Giù, 4 sulla seconda, giù. Bravo, Largo. Prova a crederci ancora. Lorenzo Lo Piccolo con l'Academy che però dalla sua ai 2 gol segnati rispetto al gol subito, l'unico segnato da Lorenzo Lo Piccolo, che continua a crederci in questo recupero. Dove va, signore? Rimessa laterale verso il centro dell'area. Ennesimo pallone allontanato. Palazzolo. Scambio con Giuliano. Palazzolo la mette in aria. Sgroi con la suola. Capisce l'Academy dove fermarlo. Provenzano calcia dalla distanza, non trova la porta di Ferrante. Non può verticalizzare su rimessa così. Tempo! Stava in una posizione, guarda lì. Ecco, 4 occhi. 4. Il rinvio a mezza altezza del portiere dell'Academy. Finisce giù Caltanissetta, il recupero di Giugno che supera un avversario, poi va col sinistro, deviato Ferrante. Quarto di recupero in corso. Pallone che rimbalza, occhio all'Academy, c'è il tiro al volo, ma tutto fermo per il fischio dell'arbitro. Battute finali con la Renzo Lo Piccolo in continua proiezione offensiva. Giallo per Catalano che intercetta le modalità di ripartenza degli avversari. Quattro occhi, filtrante, non arriva nella zona di La Rosa. Lancio lungo, tutto fermo. Nuova proposta stavolta di Mastrecchia e recupera Academy, però non va. Visconti lungo la fascia. Perdono ovviamente Catalano. C'è un altro giallo in vista estratto dall'arbitro per la Renzo Lo Piccolo e per Sgroi. È l'ultimo minuto di recupero di Liberto. Pallone allargato, Mastrecchia fermato in scivolata da Cardullo. Prende ancora metri la Renzo Lo Piccolo che vorrebbe il 2-2, rimessa in area, pallone lasciato lì al limite. Luca, controllo, spallata per far cadere il proprio avversario a terra. Scatta Provenzano, cross in mezzo, levato via immediatamente. Alza i giri la Renzo Lo Piccolo. Intervento falloso su Provenzano, calcio di punizione molto pericoloso. Tutti in area.
Occasione preziosissima Fuori! E uscire fuori! per la squadra di Di Fuori Maggio. da lì! Batte Nicolas Giugno. Il pallone proposto in mezzo, colpo di testa di Capitan Palazzolo, finisce fuori di pochissimo l'occasione al settimo di recupero Signore, siamo a 7-3! che poteva portare la partita sul 2-2, ma Lorenzo Lo Piccolo ha avuto tante occasioni anche più pericolose, quindi verso lo specchio della porta per pareggiarla, ma a trionfare è l'Academy Panormus 2-1. Questo è il risultato finale a Villa Sant'Alfonso per l'Academy, che si prende altri 3 punti, fa 3 su 3, punteggio pieno, perde con amarezza Lorenzo Lo Piccolo Terrasini. Questa partita, i gol decisivi di Incardona e Visconti, accorcia Sgroi, occasioni sia in situazione di 2-0 e anche di 2-1, non ce la fa a fare il 2-2. Grazie dell'attenzione, alla prossima, ciao da Salvo Geracci.